Arresti domiciliari e braccialetto elettronico per Valentina Boscaro, la donna condannata in appello a 20 anni di carcere per l'omicidio di Mattia Caruso, il giovane con cui aveva una relazione, ucciso con una coltellata al cuore il 25 settembre del 2022. Il Tribunale del Riesame di Venezia ha accolto la richiesta fatta dagli avvocati della Boscaro, che avevano impugnato il primo verdetto espresso dal Riesame. Valentina Boscaro, subito dopo l'arresto, a fine settembre di 2 anni fa, era stata, in quanto mamma di una bambina piccola, per mesi ai domiciliari in attesa del processo e solo dopo la condanna in primo grado era stata trasferita nel carcere di Verona. Valentina Boscaro, presente all'udienza, è stata subito riportata a casa. Avrà l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico, non avrà accesso a smartphone e computer e potrà parlare solo con i propri cari e i suoi avvocati. Per la famiglia di Mattia Caruso, ucciso dalla 33enne, la notizia ha riaperto un grande dolore, come spiega la legale che li segue nel processo, l'avvocata Francesca Betto. La fiducia nella giustizia non manca, la parola fine sarà con la sentenza definitiva. La Boscaro ha due, diciamo così, sentenze di condanna conformi, cioè 2 tribunali che l'hanno dichiarata responsabile dell'omicidio volontario di Mattia. Ha preso 20 anni e quei 20 anni ce li ha, non sono rimessi in discussione ovviamente da un provvedimento che ha carattere endoprocessuale. Va bene, pazienza. Sotto il profilo umano ovviamente rimane un po' la delusione, perché c'è una mamma a casa che non ha più un figlio e che lo piange in tomba, quindi insomma è comprensibile il dolore della famiglia. Valentina Boscaro dunque resterà ai domiciliari fino al verdetto della Cassazione, l'ultimo grado di giudizio.